Gloria al Signore. Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 5, dal verso 6 fino al verso 8. Prima Corinzi, capitolo 5, dal verso 6 fino al verso 8. Amen. Gloria al Signore. Dio sia lodato. Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Paolo sta scrivendo ai Corinzi che pare qualcuno si sia gonfiato d'orgoglio, e allora subito interviene l'apostolo del Signore dicendo: vantarsi non è una buona cosa. Amen. Non abbiamo nulla di cui vantarci. Poi accosta l'argomento alla Pasqua, dichiarando che Cristo è la nostra Pasqua. E come Cristo è stato immolato, cioè Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata, così anche noi dobbiamo, in un certo senso, immolarci. Gloria a Dio. Ma cos'è la Pasqua? Una festa. Oggi noi diciamo nel mondo cristiano, nella parte del mondo che è cristiano, una festa cristiana, ma ha origini più antiche, noi sappiamo, vero? È stata istituita da Dio stesso, per ricordare con quanta mano potente Dio ha costretto il faraone a liberare il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. Amen? E proprio l'ultima piaga è stata quella decisiva, quando Dio ha mandato l'angelo distruttore, la morte, per far morire ogni primogenito. Non aveva importanza se è ebreo o egiziano, ogni primogenito, anche tra gli animali, tutto doveva morire. Però ha dato una via di salvezza il Signore. Chiunque, quando mangerà dell'agnello in famiglia, nella propria casa, chiunque spargerà il sangue dell'agnello, la propria porta d'ingresso di casa, l'architrave, quando la morte vedrà questo segno, passerà oltre, non toccherà quella casa, in quella famiglia ci sarà salvezza. Amen. Alleluia. Ecco perché Cristo è la nostra Pasqua, perché è la nostra salvezza, il nostro passaggio. La parola Pasqua vuol dire passaggio, attraversare. La morte è passata oltre. Il popolo Dio è passato, ha attraversato il Mar Rosso, è passato dalla schiavitù d'Egitto alla libertà. Amen? È passato da non avere una propria terra ad avere una terra promessa da Dio. Alleluia. E così noi siamo passati per mezzo di Gesù dalla morte eterna alla vita eterna, vero? E dal peccato, dalla schiavitù del peccato alla libertà che ci dona la grazia di Dio. Siamo stati redenti, riscattati, qualcuno ha pagato per noi e Gesù li ha pagato, col suo sangue. Gloria a Dio. Quindi l'invito che fa l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto è di purificarsi. Purificatevi del vecchio lievito.
per essere una nuova pasta. Potremmo cambiare le parole, ma non cambiare il senso delle parole. Potremmo dire cambiate, fate morire ciò che eravate, per rinascere a una nuova creatura, vero? Alleluia, perché siete qualcosa di nuovo. Gesù ha fatto qualcosa di nuovo nella nostra vita. Siamo nuove persone, o dovremmo essere nuove persone. Ma per la grazia di Dio, ciascuno esaminando se stesso può dire: sono salvato per grazia. Alleluia, non è un vanto. Questa affermazione dà tutto il merito a Gesù Cristo. Perché quando diciamo sono salvato non per i miei, ma per la grazia che è in Cristo Gesù, diciamo per il sacrificio di Gesù, per il sangue che egli ha versato sulla croce, per il dolore che egli ha patito. Gloria al Signore. Quindi celebriamo la festa. Alleluia. Non con vecchio lievito, né con lievito di malizia, di malvagità, dice l'Apostolo Paolo, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Celebriamo la festa. Gloria a Dio. Celebrare la festa di Pasqua è celebrarla non in un giorno particolare. Ogni anno, qualche volta cade a marzo, qualche volta ad aprile, a seconda del calendario, ma la nostra Pasqua è ogni giorno, deve essere ogni giorno. Per questo la nostra vita deve essere sempre nella gioia, deve essere una festa per noi quotidiana, avere Gesù come nostro personale Salvatore. Egli è la nostra Pasqua. Amen. E nella nostra vita facciamo in modo che ci sia sempre la sincerità e la verità. Due qualità che Dio ama. Non vuol dire essere perfetti. Essere sinceri vuol dire ammettere quello che si è. Ci presentiamo davanti a Dio non mettendo una maschera, ma così come siamo, vero? Perché non possiamo nasconderci alla sua presenza. Lui sa chi siamo, Lui ci conosce. Dio ama la sincerità. E vogliamo cercare Dio, adorarlo, servirlo nella verità. Perché la verità si contrappone alla bugia. La verità è Cristo Gesù. Alleluia, la bugia, il padre della menzogna, è il nemico, è Satana. Gesù è verità. Alleluia, questo giorno è un giorno speciale per tutti quanti guardano al calendario, ma per noi è un giorno come gli altri ed è sempre un giorno speciale. È vero? La domenica ci ricorda che è il giorno del Signore. Ci ricorda che c'è un tempo per ogni cosa. È vero? C'è un tempo per lavorare, c'è un tempo per ridere, per piangere, c'è un tempo per fare faccende di casa, c'è un tempo per accogliere gli ospiti, c'è un tempo però che è del Signore. E Dio ha voluto che ci sia un giorno durante la settimana che almeno quello possiamo dedicarlo a Lui. Alleluia, ma non dobbiamo osservare il giorno. È il tempo che ci prendiamo, vero? Per stare in comunione con il Signore, perché altrimenti neanche quello faremo. Questa vita è un tram tram continuo, non c'è tempo per niente, passa l'orologio, scorre inesorabilmente, le lancette vanno avanti, alla fine ti ritrovi: ma cosa ho fatto? Non ho fatto nulla, ti trovi sempre in ritardo, è sempre a correre, Vogliamo fermarci, abbiamo bisogno di fermarci, e di riconoscere che c'è un tempo che dobbiamo dedicare al Signore. Alleluia, gloria a Dio. Il primo giorno della settimana ci ricorda anche che Gesù è risorto il primo giorno della settimana. Amen? Alleluia, proprio questa mattina abbiamo letto della risurrezione di Gesù. Come Maria Maddalena, andando e credendo di andare a rendere omaggio alla salma del Signore Gesù, si accorge invece
rimane sorpresa nel vedere la pietra del sepolcro spostata, rotolata. Va a vedere, si sono rubati il mio Signore. Dove è andato? Va a riferire a Pietro e a Giovanni quello che aveva visto, anche loro corrono. Però abbiamo letto che nella corsa tutti e due corrono, ma c'è qualcuno che arriva primo, ed è Giovanni. Non a caso arriva primo, perché era quello che amava stare in contatto, proprio toccare il Maestro. Tanto da essere definito, forse con un pizzico di invidia, quello che Gesù ama, l'apostolo che Gesù ama, come se Gesù non amasse anche gli altri apostoli. L'amore del Signore è uguale per tutti. Dio ci ama allo stesso modo. Siamo noi che lo amiamo in modo diverso. È vero? Siamo noi che lo serviamo e lo amiamo in un modo diverso. E Dio premia ciascuno. Già Giovanni è stato particolarmente premiato dal Signore, fino a fargli vedere poi la rivelazione, l'Apocalisse, quello che sarà poi il piano di Dio alla fine dei tempi per completare il suo piano di salvezza per l'umanità. Gloria a Dio. E anche Giovanni si accorge che non c'era Gesù. Però insieme a Pietro, che poi era arrivato, vedono le fasce lì a terra, il sudario, una tovaglia che era messa avvolta la faccia e la testa, piegata e messa in ordine, poggiata. Gloria a Dio. E quando hanno visto questo, è scritto, hanno creduto, perché non comprendevano ancora le scritture e ciò che Gesù gli andava continuamente a rivelargli, no? Gesù gli ha detto tante volte che doveva morire e poi risuscitare. In quel momento Giovanni e Pietro hanno visto e hanno creduto. Gloria a Dio. Tornano dagli altri discepoli e Maria Maddalena rimane lì. Anche Maria Maddalena, tornando al discorso, ognuno di noi lo ama in modo diverso. Maria Maddalena ha ricevuto qualcosa dal Signore che non ha mai potuto dimenticare. È stata liberata da demoni. Alleluia. E da quel momento, da quando Gesù l'ha liberata, è rimasta sempre al servizio del Signore. E anche in quel momento prova particolare dolore e sofferenza perché non riesce a comprendere. Soffre, piange. Ma il Signore non la lascia lì, nello sconforto. Allora appaiono due angeli. Uno seduto al capo, di dove doveva essere la salma, e l'altro ai piedi, e gli parlano. Donna, che hai? Perché piangi? Chi cerchi? È il mio Signore, non c'è più. Poi vede un altro uomo, gli sembra che sia l'ortolano, custode forse, quello che lavorava i campi là nel cimitero, e gli dice: ma sei tu che hai preso il mio Signore? Fammi sapere dov'è, io lo vado a prendere. E poi quando questo ortolano si rivolge a lei chiamandola per nome, Maria, ella si ricorda, non era l'ortolano, era Gesù che gli era apparso, a me, vivente e risorto. Maria, Rabboni, gli risponde. Alleluia, riconosce la voce del Maestro, la voce di Gesù. Ed ecco che il suo cuore si rallegra, lo abbraccia. Tanto che Gesù gli dice: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli. Chi sono i suoi fratelli? I suoi discepoli. Che bello, non li chiama più discepoli, vai dai miei fratelli. E digli che sono risolto. Digli che io devo andare al Padre mio e Padre loro, al Dio mio e Dio loro. Amen. Alleluia. E Maria riceve questa ambasciata da parte di Gesù e va a riferire ai discepoli l'esperienza che ha vissuto.
Gloria a Dio. Vedete, la risurrezione di Gesù è, come dire, un caposaldo del nostro credo. Noi crediamo che Gesù è vivente. Amen? È risorto, è asceso al Padre, ma ci ha lasciato il suo Spirito. Amen? E ogni qualvolta noi ci raduniamo, da quel momento in poi, ogni qualvolta ci si raduna. Alleluia. Il Signore adempie sempre alla sua promessa, cioè Lui è in mezzo a noi. Amen? Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore perché Egli è risorto. Vogliamo contemplare, capire, riuscire a vedere bene il valore della risurrezione di Gesù. Cosa vuol dire che Gesù è risuscitato? Che ha vinto la morte. E perché Lui ha vinto anche per noi. E anche noi non abbiamo più nessun legame con la morte, se non quella del corpo fisico, che lasceremo qui sulla terra, ma la nostra anima tornerà alla presenza di Dio. Gloria al Signore. E staremo con Lui per l'eternità. Amen. Questa è una gloriosa promessa che incoraggia e rincuora i credenti di ogni tempo. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore affinché fino al suo ritorno possiamo adempiere al nostro servizio. Amen. Passano gli anni, giorno dopo giorno, anno dopo anno, mese dopo mese, ci facciamo più grandi, diventiamo più anziani, però una cosa è certa, il nostro incontro con il Signore si avvicina. Alleluia, noi aspettiamo il suo ritorno. Questa è una promessa che Lui ci ha fatto. Tornerò a voi. Amen. Alleluia. Se non andiamo prima noi da Lui tornerà a noi. Ma sicuramente incontreremo il Signore faccia a faccia come Egli è. Gloria a Dio. E in vista di questa speranza, come abbiamo letto, purificatevi. Continuiamo a purificarci del vecchio lievito. Facciamo in modo che nulla di vecchio esista più in noi, affinché possiamo dire: gloria a Dio, tutto nuovo il Signore ha fatto, è tutto nuovo in me. Facciamo in modo che le cose vecchie siano passate e non riemergano più. Alleluia, perché il Signore è risorto e le cose passate sono passate. Come accennavo in questa mattina, così come il battesimo racchiude in sé un messaggio, il battesimo in acqua, no? Quando ci si immerge è la morte del vecchio uomo. Amen? E poi quando ci si rialza, una nuova creatura esce. Nasce un uomo nuovo. E questa è una pubblica testimonianza, affinché possiamo dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. L'opera di Cristo, l'opera redentrice di Cristo ha fatto un miracolo nella mia vita. Mi ha fatto nascere di nuovo. Il mio vecchio uomo è morto e sepolto. Sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Alleluia, gloria a Dio. E così come si parla anche del battesimo nello Spirito Santo, anche il battesimo nello Spirito Santo è un'immersione non in acqua, ma nello Spirito. Perché lo Spirito Santo Dio ce l'ha promesso non con una misura a spruzzo, no? Ma ci ha promesso una pienezza nello Spirito. Quindi questa immersione vuol dire essere morti veramente e rinati con una pienezza nello Spirito Santo, che è la presenza di Dio nella nostra vita, che prima non potevamo godere in quanto peccatori e in quanto privi della grazia di Dio. Ma il Dio ci ha provveduto salvezza nel suo figliolo Gesù. Amen? Alleluia. Quindi purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta. Sorvegliamo la nostra vita, il nostro essere, affinché malizia e malvagità siano banditi e davanti a Dio possano emergere gli azimi della sincerità
e della verità, perché così il Signore si rivela, così il Signore si fa notare, si fa sentire e si fa vedere con gli occhi spirituali. Alleluia! Non possiamo vantare davanti a Dio nessuna perfezione, perché non siamo perfetti, però vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per santificarci sempre di più ed essere come Lui vuole che noi siamo. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo stare in preghiera, vogliamo godere ancora della comunione con il Signore, alla Sua presenza, nella Sua presenza.